Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Per la quarta giornata del campionato di Serie B-Win nello stadio Barbetti di Gubbio, i rossoblù padroni di casa ospitano la Regina di Roberto Breda. Gli umbri sono l'unica squadra a non aver ancora colto un risultato utile in questo campionato e hanno già subito ben 11 reti in 3 partite, mentre gli Amaranto, dopo lo spumeggiante esordio interno contro il Modena, hanno colto solo un punto nelle 2 gare della scorsa settimana. Il Gubbio, senza gli squalificati Farina e Maccarrone, schiera un 4-3-3 con Bazzoffia, Ciofani e Mendicino in attacco. Per la Regina 3-4-1-2 con Missi Ruoli a supportare Bonazzoli e Campagnacci. Arbitra il signor Velotto di Grosseto e al secondo minuto parte forte la Regina, palla persa dall'esordiente Mario Rui che regala palla a Campagnacci ma para in 2 tempi Donnarumma. Quarto minuto, ancora la Regina, cross dalla sinistra, Bonazzoli testa, anticipa Caracciolo, manda però a lato, sono sempre i calabresi a spingere. All'8° minuto Campagnacci preme dalla sinistra, entra in area, serve all'indietro per Bonazzoli ma ancora una volta è imprecisa la mira dell'ex Sampdoria e Fiorentina. 13° minuto, sono sempre gli ospiti a premere in attacco, ancora una volta Campagnacci mette in mezzo un pallone al volo, Bonazzoli di testa trova una super parata di Donnarumma ma viene anche colpito in fronte da una tacchettata involontaria di Benedetti. Perderà molto sangue ma rimarrà ancora in campo dopo le dovute cure mediche. Al 25° è sempre lo stesso Bonazzoli a provarci, si gira in questo caso, fa partire un tiro che sibila alla sinistra del palo, passa un solo minuto e sempre un indemoniato Bonazzoli a tentare il gol, questa volta però non inquadra la porta di pochi centimetri e allora al 34° minuto, sul primo vero affondo, il Gubbio passa in vantaggio. Sul traversone ribattuto male Bazzoffia innesca Mendicino che con un diagonale letale non lascia scampo a Kovacic. Seconda rete stagionale per l'ex Lazio e Crotone e per la prima volta in questa Serie B-Win gli umbri segnano una rete nel primo tempo di una partita. Dopo un dominio amaranto quindi il Gubbio è in vantaggio con la rete di Mendicino al 34° minuto. Dopo un solo giro d'orologio ci prova ancora la Regina con Bonazzoli che tenta ancora di rendersi pericoloso, il suo tiro botta sicura è però deviato in corner. Dopo 4 minuti però Bonazzoli non ce la fa più a causa del riaprirsi della ferita precedente, deve lasciare il campo. Al suo posto entrerà Ceravolo, come possiamo vedere dalle immagini, con il numero 9 e si renderà sicuramente utile alla sua squadra nel proseguo della partita. Ceravolo già qui dopo un minuto dall'ingresso in campo prova subito a tentare la rete, il suo diagonale al volo però non inquadra la porta di Donnarumma. Il primo tempo si conclude dopo 3 minuti di recupero sull'1-0 per i ragazzi di Fabio Pecchia. Comincia quindi la ripresa con ritmi più blandi del primo tempo. Ci prova al 63° Emerson con questa punizione. Si distende bene Donnarumma per salvare e deviare in angolo. Al 67° poi arriva il pareggio della Regina. Ottimo lavoro di D'Alessandro che taglia l'area con Rasoterra, che è un invito a cena per Campagnacci. Terza rete in questa Serie B-Win per Alessio Campagnacci che compirà domani 24 anni, che festeggia regalandosi la rete del pareggio al Gubbio, squadra rivale per lui che è nato a Foligno ed è tifoso proprio dei falchi biancazzurri. Passa un quarto d'ora, all'82° Ceravolo fa tutto da solo, salto 2 uomini, prova la conclusione, Donnarumma non riesce a trattenere ma ancora Ceravolo infila la rete dell'1-2 e a 7 minuti dalla fine la Regina è finalmente in vantaggio. Seconda rete stagionale per l'ex Atalanta che ha sostituito Bonazzoli nel primo tempo. 13ª rete subita invece dal Gubbio in 4 partite e tutte e 13 subite all'interno della propria area di rigore. Gli umbri allora si sbilanciano per cercare il pareggio e al 93° la Regina accoglie ancora d'infilata la squadra di casa. Ceravolo salta Donnarumma con questo pallonetto, infila nella porta sguarnita, doppietta personale e quindi terza rete in questa Serie B-Win per lui. Per il Gubbio sono invece 6 le reti subite in 2 sole partite casalinghe. Finisce quindi la partita 1-3 per la Regina, se rimane a 0 punti sempre il Gubbio di Pecchia, sale invece a 7 la Regina in attesa del big match contro il Pescara di Zeman.